Salvatore Architravo, un pote Mario Trevi. Buongiorno a voi. Ma stai sentendo che stiamo combinando stamattina, no? Come lo sto sentendo, vi ringrazio. Ti stai ricreando perché non conosco nipote, no, veramente ne ho conosciuti, più devoto di Salvatore. Vero, verissimo. Grazie, no, io mi auguro ovviamente che tutti gli eredi che hanno una colonna portante in famiglia cacciano sempre tutto il lavoro che tengono un corpo per i propri pilastri. Bravo, noi dobbiamo sempre ricordarli possibilmente in vita, perché poi dopo ci fanno un po' vomitare le passerelle. Ma quello è un problema dell'Italia. Bravo. Senti, ma stai col nonno, perché adesso apriamo le linee, vediamo. Sono col nonno in questo momento. Dai, vediamo chi chiama per fare gli auguri a Mario Trevi, oggi 80 anni. Mario, buongiorno. Pronto? Mario, buongiorno, tanti auguri. Pronto? Mario, buongiorno, tanti auguri. Grazie, amico mio di sempre. Come stai festeggiando? Dai. No, insomma, sai, ho fatto 50 anni e tutti quanti sono scandalizzati, lo sai. Perché si sono scandalizzati? Perché hanno detto, ma come 50 anni? Non ci troviamo con i conti, vabbè, quelli tempi stanno nel comodino, poi possono aspettare, capito? Aspetta, fai come me, pure io, talmente che mi cambio sempre l'età, che una volta mia mamma mi ha detto, siendo voglio, ma non mi ricordo più quanti anni tiene. Perché? Ogni anno che passa e metti in due comodini, capito? Fai bene. Senti, aspetta, io voglio farti fare gli auguri. I miei sono caldi, sinceri, lo sai, ma ti voglio far sentire un po' di gente che sente la radiazza e che ti vuole tanto bene. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno, sono Raffaele, buongiorno. Ti passo il maestro, vai. Maestro, buongiorno, auguri di buon compleanno, buon 80° compleanno. Di questa radiazza. Aspetta, però mo sta parlando un ascoltatore, ditemi pure i nomi, fai gli auguri. Allora, sono Raffaele, maestro, buongiorno. Grazie auguri di buon 80° sempre compleanno. bene a Signore. Va bene. Ricordo sempre il benzinaio, la vedo dura. Se prima non si capiva niente, ma proprio grazie Raffaele. Senti, ma Mario, qual è il regalo più bello che hai ricevuto? Proprio materiale, diciamo. Il regalo più bello è che praticamente sono arrivato a questa età e c'ho tutta la mia famiglia attorno, manco qualcuno, ma non fa niente, fa parte della vita, che dobbiamo fare. Lasciamo stare, lo so benissimo, lo so bene il grande dolore che ti porti dietro, lo so molto bene. Siamo qui, anche tu hai avuto delle lasciamo stare. Senti, Mario, tu volevo fare una domanda, ma quando io ho fatto sentire anche la tua versione di Chiteno Mar, Terra Mia, che trovo secondo me straordinarie, ma Pino Daniele ti ha mai chiamato per dirti? Ma noi ci siamo incontrati una volta a Formia. E io gli disse, sai, io te voglio fare un disco di canzone d'oro, si dice magari, e lo facemmo con la Zeus. Sono documenti che stanno là, insomma. Venne molto bene. Quindi avete sentito Pino disse al maestro, glielo mandai, perché poi non avevo più occasione di incontrarlo, glielo mandai. E lui mi rispose e dice, sono contento che hai fatto queste canzoni, uno che è attirato dalla classica canzone da poeta, e io veramente ci rispose, guarda Pino, tu praticamente si vuol dire autore, si vuol dire cantante, e meritavi che io ti cantassi. Grande Mario! Allora se c'è qualcun altro? Pronto, buongiorno, vai, sei in diretta, buongiorno. Vai. Patrimonio mondiale dell'UNESCO, il maestro Mario Trevi, il grande Mario. Auguri a voi tutti quanti, di buona salute, a tutti gli ascoltatori che sono in questo momento in ascolto. Indifferentemente, se è possibile. Indifferentemente, certo, la mettiamo dopo. Poi indifferentemente, se tu vaccini non brighi. Vabbè, questa è nella storia. Aspetta, ci sono tante telefonate per te ancora, vai. Io penso che sia l'augurio più bello del pubblico. Don Antonio di Varcaturo, maestro, auguri. Ciao Antonio, grazie per gli auguri, 400. Va bene, grazie. Allora, senti Mario, ma tu stamattina hai detto a Federico che aspetti di fare l'ultimo concerto e poi dire addio?
Ma l'ultimo concetto per me secondo me non arriverà mai, perché finché sto coppa a terra, chiaramente facciano un concerto e poi vai cimenate e poi vai cimenate e poi andiamo a fermare, capito? Ma quale ultimo che c'è bisogno di gente come voi che canta in una certa maniera la nostra città? Ma stai scherzando? Ma noi poi siamo praticamente stati abituati a cantare con gli insegnamenti che ci hanno dato i grandi maestri, capito? Sì. Certo. E allora noi potremmo cantare pure 300 anni. Ma quanta energia! Ma è così. Ma quanto è bello! Ci stanno poche tutte cose. Ci sta il talento. Mario, ti faccio tanti auguri, speriamo di incontrarci presto. Dopo metto altre canzoni tue. Un abbraccio Mario, tanti auguri. A tutti quanti dell'equipe vostra e a tutto il pubblico napoletano che segue questa tua trasmissione, perché tu sei un figlio in un abbraccio, ciao. Quanto è bello. Ciao, grazie. Grande. Oggi metterò anche delle canzoni nella mia playlist Very Napolitan Hit, per esempio una che mi piace tanto, Io Tesoro, non so se tu la conosci. No. Non credo che sia un classico, Tesoro. Chi la conosce, Tesoro? Va bene. C'è anche il libro scritto con suo nipote Salvatore Architravo che si chiama Indifferentemente, per cui se volete approfondire, pieno di aneddoti, di curiosità su una Napoli che non c'è più, lo trovate ovviamente in tutte le librerie